È un quartiere pensato male, pensato con i piedi, non so come dire, perché veramente il fatto di questi agglomerati staccati di case, e, qui quelle popolari sopra quelle del dopolavoro Ilva, per cui no, era pensato per i dipendenti di un altro centro sociale, però senza che ci sia un minimo di comunicazione. Questo logicamente no, fa vivere il quartiere in una maniera difficile, però nonostante la difficoltà le persone che ci vivono sono persone buone e quindi poi vanno oltre tutto questo e riescono ad essere accoglienti. Quando è nato questo agglomerato di case, il primo comprensore viene chiamato, erano tutti quelli della città vecchia che venivano trasferiti in questa zona, e questo ha creato anche maggiori problemi, perché essendo staccato, quando sono arrivati hanno vissuto un po' con rabbia questa cosa e quindi non si sono mai affezionati al posto. I ragazzi che ci vivono adesso sì, però chi è arrivato sicuramente non l'ha visto bene, perché non c'erano i pullman, oggi fanno più i pullman che ci sono come comunicazione, all'epoca ancora peggio, e per i pescatori che alle 3 alle 4 di mattina dovevano andare a lavorare sicuramente è stato un grande disagio. Credo che questo abbia determinato anche un po' la non affezione nei confronti del quartiere, anche come è pensato. Sono le grandi strade, questo è americano, il quartiere delle White House, mentre loro venivano dai vicoli della città vecchia, dove possono affacciarsi e parlava. Io credo che tutti questi strappi siano poi la causa anche di tanta disaffezione, tanto disagio che si è venuto a creare negli anni. Però oggi non è più quello il problema, oggi il problema è che siamo nelle conseguenze di quel tipo di scelte, per cui se qualcuno continua a farlo è già con la bacchetta sulle mani